Anche quest'anno, nella giornata del 1° di gennaio, si è tenuta la marcia per chiedere la pace in tutte le terre del mondo, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, con la diocesi, la comunità Papa Giovanni XXIII, il CSI e il Movimento dei Focolari. La pace è il futuro. Questo si legge nello striscione tenuto al principio del corteo, proprio dai giovani, che costituiranno le generazioni che nel futuro si dovranno impegnare affinché ciò possa avvenire. Con l'obiettivo della pace, e avere tanti ragazzi piccoli qua davanti a noi ci fa sentire forte questa richiesta dei nostri cittadini. Pensiamo al nostro futuro. Un'eredità difficile, quella che lasciamo alle giovani generazioni, con molti sanguinosi conflitti tuttora in corso. Sfilano in cartelli blu i nomi delle città dove al momento la pace è ancora solo un miraggio. E anche oggi, 53esima giornata mondiale per la pace, risuonano a vuoto i molti messaggi di pace fatti da Papa Francesco, segno che la strada è ancora molto lunga. Il corteo, al quale hanno aderito circa 200 partecipanti, è partito alle 15:30 dal municipio, sfilando per il centro sino a giungere alla chiesa dell'Immacolata al Portello. Striscia Marciane News, Padova.